Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo video andiamo a parlare di tre post partita: Inter Fiorentina, Genoa Cremonese e Bologna Torino. Allora, partiamo da Bologna e Cremonese e poi parleremo dell'Inter che ci vuole un po' più di tempo. Allora, Bologna-Torino X, cioè finisce in pareggio, finisce per 0-0, partita equilibrata. Secondo me il Bologna poteva fare di più, ma molto di più, e che è una squadra nettamente superiore al Torino, questo non c'è da di parirlo. Ehm, perché? Perché stai parlando che con una squadra che 2 anni fa, stagione 23-24 è andata in Champions, 22-24-25 è andata in Europa League, tu stai parlando con una squadra da decima, undicesima, dodicesima posizione, tu devi almeno vincere 1-2-0, non dico 3, 4, 5-0, ma almeno un 1-0 o un 2-0 lo devi fare. Poi Genoa Cremonese finisce per 2-0 per la Cremonese, fa doppietta Bonazzoli, che tra l'altro ce l'ho pure titolare al Fantacalcio, devo dire, che mi dovrebbe aver preso 10 o 10 e mezza, non ricordo. Però vabbè, Cremonese si sta sorprendendo. Ho sentito anche il parere di un altro mio amico, mio carissimo amico, non farò il nome per motivi di privacy, che dice il Bologna arriverà decimo in classifica a fine stagione, arriverà nella parte sinistra della classifica. Secondo me il Genoa a buia, il Cremonese può fare bene, può arrivare decimo, come sta andando può farlo, basta che vince altre magari altre partite e ne pareggia qualcun altro. Ovviamente deve fare una squadra per vincere, deve fare meno sconfitte possibili e più vittorie possibili e magari fare quei 3, 4, 5 pareggi, non farne tanti, ma pochi, però secondo me come può arrivarci, ma può pure retrocedere, può essere pure che questa qui ha vinto, questa giornata l'ha vinta, la prossima giornata perde e poi inizia un ciclo di pareggi e sconfitte che non finisce più. E poi magari fa tre vittorie messe in croce. Preparatevi che la Cremonese vincerà lo scudetto. No, scherzo. Ora parleremo dell'Inter che vince 3-0 contro la Fiorentina. Cialanoglu, tra l'altro, ha vinto il player of the match, quindi il migliore in campo. Ehm, Parliamo un attimo della Fiorentina. Fiorentina che deve migliorare, ma sei, cioè deve migliorare un botto. Cioè, che posizione è? 18? 18esima? 17esima? Zona retrocessione. Decima giornata, quasi decima giornata. Tu alla 12esima, 13esima, non mai esagerare, 15esima giornata. Se continui su questa lunghezza d'onda, sei messo male. Sei messo male. Cioè, appena finisci il girone di andata a gennaio, e incominci il girone di ritorno, bella lo fra. Devi decidere, o mandi via Pioli oppure retrocedi in Serie B. Guardate che vi dico, tutto il rispetto per Pioli, però stai perdendo tutte le partite. Cioè, stai facendo bene solo in Conference League. Cioè, tra l'altro in Conference League stanno squadre greche, di seconda divisione greca, di squadre norvegesi, è normale che le sfondi 2-3-0. Ma tu non devi fare bene solo in, in Europa, in Conference Europa, quello che è. Ma tu devi fare bene anche
prima cosa il campionato, poi la Champions o l'Europa e la Conference viene dopo, perché tu devi garantirti un posto in base alla tua squadra. La tua squadra è da Champions, ti hai in Champions. Poi la competizione in cui sta poi se ne parla, poi si vede. Poi se non hai competizioni, va bene, non ce l'hai, quindi stai più tranquillo. Tieni solo la Coppa e basta. Però poi devi prima pensare al campionato. Devi cercare di fare più vittorie possibili e meno sconfitte possibili. E poi pensi alla, alla, alla Champions, all'Europa League, o quello che è. Inter che fa una bella partita, sta a 3 punti dalla vita governata per modo di dire, governata dal Napoli di Conte e dalla Roma di Gasperini. Tra l'altro due squadre, una squadra del centro-sud Roma e una squadra del sud Napoli che si contendono il posto fino ad ora, il posto per la prima posizione, cosa che ci può stare. Però vabbè, segna per l'Inter, Çalhanoğlu, 60° minuto, Sucic al 71° e all'88° sempre Çalhanoğlu, ma da rigore. Inter che sta migliorando, sta facendo molto bene, ovviamente ci sta qualche cosa da migliorare per farvi capire che il primo tempo non è che ci sono state così tante azioni da parte dei due club, quindi qualcosa da migliorare ci sta. A prescindere da chi è, molte squadre di Serie A vedo che appena diciamo si rilassano, appena vedono boys in Champions League, si rilassano, invece no, tu devi puntare sempre più in alto, stai già al quarto posto, punta al terzo, stai terzo, punta al secondo, sei secondo, punta al primo, e così si fa. No, per esempio, sei decimo, ok, sto a metà classifica, ci può stare, ma voglio cercare di fare di più, voglio arrivare nono, voglio arrivare ottavo, voglio arrivare settimo. Così questa è la mentalità che si usa in tutto, non solo in campionato e roba varia, si usa in tutto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e mi raccomando fate girare il canale a tutti quanti e magari lasciate pure i punti up così più persone se lo vedono questo video e lasciano iscrizione e lasciano like. Vabbè, ciao!